Cari telespettatori, ben ritornati insieme, spazio in collaborazione dello CGIL del Veneto. Parliamo di questioni che riguardano anche gli anziani, dico anche perché ci saranno tra i vari temi che riguardano il mondo degli anziani e dei pensionati, anche su vostra sollecitazione, alcuni che sono trasversali, un tema in modo particolare trasversale ma sta ugualmente particolarmente a cuore al sindacato. Ne parliamo, abbiamo il piacere di riavere qui con noi in studio con la segretaria generale dello CGIL del Veneto, Elena Di Gregorio, ben ritornata qui con noi. Grazie. Buongiorno. Buongiorno e poi avremo un collegamento telefonico, speriamo di riuscire ad averlo perché in questo momento, come potete anche immaginare, è molto impegnato e preso, con l'onorevole Alessandro Zan. Naturalmente, se abbiamo il collegamento e riusciamo con lui, parleremo del DDL Zan, tanto controverso, tanto dibattuto sull'omotransfobia. Cercheremo di spiegare, far capire bene di che cosa si tratta, qual è la questione, ma in anteprima, prima di entrare poi anche in altre tematiche interessanti, apertura case di riposo, visite, condizioni come avvengono, qual è la situazione e stimolarvi a vaccinarvi per quel che riguarda soprattutto fascia 60-70, mi raccomando, perché ci sono tanti quelli che stanno disertando, attenzione siete a rischio. Volevo dire, incominciamo un po' con la premessa, come mai questo tema di DDL Zan vi sta particolarmente a cuore, cioè che diventi una norma di legge. Qual è il punto cruciale che fa parte un po' delle vostre corde di sindacato dei pensionati? Allora, è un decreto molto dibattuto, no? Dicevi all'inizio, c'è stato l'intervento del rapper al concerto del primo maggio che ha denunciato i ritardi con cui si stava procedendo in Parlamento, ma altri artisti, il mondo della cultura si stanno schierando in difesa del disegno di legge Zan, che è un disegno di legge che tende a prevenire e contrastare le violenze, quel clima di odio, le violenze sia verbali che fisiche nei confronti appunto dei diversi soggetti, dei soggetti diversi, e quindi in particolar modo per quanto riguarda il mondo dei gay, lesbiche, omosessuale. Su questo si è dibattuto molto, si sta dibattendo molto. Teniamo presente che è un disegno di legge che è stato approvato alla Camera a larga maggioranza, quindi adesso l'ostacolo è posto al Senato con delle motivazioni che prescindono dal merito del disegno di legge, sono a mio avviso delle strumentalità politiche. Però siccome se ne parla e c'è molta confusione, anche i nostri pensionati, le nostre iscritte e i nostri iscritti ci chiedono di capire, perché la cosa bella delle persone, no, che ci frequentano, che fanno riferimento al nostro sindacato, è la curiosità, il bisogno di approfondire, no, e quindi anche di poter anche essere consapevoli, no, di orientarsi rispetto a quello che sta avvenendo, e credo sia un diritto di cittadinanza che va coltivato. Per questo abbiamo detto facciamo un approfondimento su questo disegno di legge, ne parliamo e ci fa piacere, insomma, se l'onorevole potrà essere con noi in maniera tale di avere anche una fonte diretta. Noi come generazione, perché poi rappresentiamo un quarto dei cittadini di questo paese e anche nella nostra regione, rappresentiamo le pensionate, i pensionati, gli anziani e anche i vecchi, le persone più vecchie, e vorrei usare questa parola che tornasse in uso in termini positivi, perché anche troppo spesso nei confronti di vecchi si agisce una discriminazione, si usa in termini negativi, invece i vecchi sono quelli che hanno costruito il nostro paese, sono quelli che dalla liberazione in poi sono stati i protagonisti delle battaglie che hanno costruito la nostra società. Se oggi noi godiamo di determinati diritti, sono frutto appunto di quelle battaglie. Penso ai diritti nel mondo del lavoro, ai diritti della sanità, una sanità pubblica universale che è così fondamentale in questa stagione, ma anche ai diritti civili che hanno attraversato la nostra società. E quindi c'è un'attenzione, una consapevolezza da parte di questa generazione che è molto alta, e quindi una preoccupazione. Noi ne parliamo molto anche nelle nostre riunioni con le pensionate e i pensionati, di un clima di crescente intolleranza che attraversa anche la nostra regione. Nei casi di omofobia noi abbiamo fatto una ricerca, insomma sono frequenti in tutte le città del Veneto, non ci sono zone franche rispetto a questo, ragazzi e ragazze che vengono assaliti
molto verbalmente, ma a volte anche fisicamente, perché sono due coppie, due maschi, due giovani ragazzi che camminano, e anche non giovani, che camminano per mano in una città, oppure che osano baciarsi. E queste reazioni, che non sono episodiche e stanno crescendo, non vanno sottovalutate. Quindi ecco, noi non vogliamo voltarci indietro, ecco, cioè noi come generazione ci sentiamo responsabili anche nei confronti dei nostri figli, dei nostri nipoti, e vogliamo garantire anche a loro la libertà di scegliere e il rispetto della loro dignità come persone, indipendentemente dal loro orientamento sessuale. Assolutamente. Ecco, lei ha citato giovani, allora ci sono questi fenomeni tra i giovani, poi circolano soprattutto in rete, che sono anche abbastanza gravi, offensivi, perché ti celi dentro l'anonimato, no, del web, del social, eccetera, pensando di non esporti. Però c'è stato segnalato, cioè anzi ho fatto proprio delle ricerche individuali tra persone che conosco, eccetera, che molti dicono: ma guarda che sono persone anziane che hanno questa profonda intolleranza, perché vengono da una cultura completamente diversa. E più anziani sono, più hanno difficoltà ad accettare anche in famiglia l'outing, diciamo, di certe situazioni o manifestarsi. Sono a volte gli anziani che fanno il commento che può ferire nei confronti di coppie lesbiche. Insomma, sono stati raccontati episodi, sì, un po' pesantini effettivamente, poi lasciano il tempo che trovano, perché effettivamente uno dice: un anziano poi non ti può fare del male al di là delle parole. Però in questo caso qua è un DDL che vuole anche sanzionare gli atti discriminatori o di anche violenza verbale, no? In qualche modo dove si crea, e reiterati, ecco, soprattutto reiterati. Secondo me dovrebbe essere un passaggio proprio culturale, che non è così semplice, perché dove c'è il giovane è ignoranza, ma anche a volte cattiveria, perché tanto lo farebbe secondo me a prescindere, anche nei confronti dei disabili, insomma sono cose aberranti. Certo, infatti ci sono discriminazioni che proprio colpiscono la diversità. La diversità, dalle donne, dal tema razziale, che diciamo però sono già normati, no? Quindi hanno già delle forme di tutela nel nostro ordinamento, però quelli che sono rimasti fuori appunto sono queste caratteristiche, e quindi c'è bisogno, insomma, che la legge intervenga, anche perché a livello europeo è già stato fatto, nei paesi europei. Sì, l'Europa ci ha stimolato a intervenire in questo senso. Nei paesi europei appunto questo è già avvenuto, è avvenuto anche con la partecipazione, anzi a volte con la promozione dei partiti di destra, per cui è veramente incomprensibile, se non per motivazioni che esulano dal contenuto della legge, ma perché sono battaglie politiche, elettorali di altra natura, perché appunto è incomprensibile questa resistenza nei confronti di questo disegno di legge, questo ostruzionismo che stanno facendo in commissione parlamentare. Il tema culturale che ponevi è importantissimo. Una cosa che per esempio ho sentito che viene contestata dalla destra è la possibilità prevista dal disegno di legge di andare nelle scuole per parlare di questi temi. Che ecco, questo infatti bravissima. Educazione nelle scuole di minori alle teorie gender, a cui i nonni sono contrarissimi. Ma non c'è un senso. Cosa sia la teoria gender dovrebbero spiegarlo, no? Perché la stessa Meloni ieri diceva: ma no, non lo so, non l'ho mai capito. Quindi si usano a volte parole per alimentare paura e diffidenza nei confronti appunto della diversità, e la conoscenza serve per combattere la paura, no? Quindi nelle scuole è importante proprio l'educazione al rispetto delle differenze, e noi come sindacato dei pensionati andiamo nelle scuole, ci andavamo anzi prima della pandemia, per parlare di Costituzione, per parlare di diritti, per parlare di relazioni affettive, di rispetto anche tra ragazzi e ragazze, per contrastare, no, uno degli altri fenomeni molto pesanti che caratterizza la nostra società rispetto alla misoginia e la violenza sulle donne, perché tutto passa attraverso l'accettazione della differenza e il rispetto della dignità. Quindi è fondamentale parlarne nelle scuole, non può diventare un tabù, perché l'ignoranza è quella che alimenta poi la violenza, anche sui social. Non sono pochi, lo sappiamo, sono le persone anziane che utilizzano questi strumenti. È chiaro che è un salto, è un percorso culturale che non è facile, perché
chi è stato abituato, no? Certo. Il fascismo li mandava al confino, quindi insomma passare da lì all'outing del figlio o del nipote non è una cosa semplice, però noi abbiamo visto che i nostri anziani hanno proprio una capacità di reazione, di innovare, che è molto più alta di quella che gli viene attribuita in maniera stereotipata, no? Rispetto a questo. E quindi spiegare bene per riuscire a capire e comprendere anche un fenomeno che si sta diffondendo, insomma, che è bene assolutamente. Certo, assolutamente, ma proprio per una questione di dignità e di civiltà per tutti. Chiaro. Perché non è pensabile, insomma, che leggevo un'intervista a un ragazzo a Verona l'altro giorno che diceva che non si sentiva sicuro a girare da solo per le strade della sua città, perché ci sono gruppi di ragazzi che vanno in giro a picchiare solo perché hai l'orecchino o perché hai il capello lungo. Cioè quella è un misto di violenza e ignoranza, ma che nasconde appunto dietro una cultura che non vogliamo che prenda piede. Ma anche rispetto agli anziani, se noi pensiamo cosa è successo in Italia con il divorzio, no? Non si pensava che un paese, no, cattolico, con le nostre radici, insomma, potesse, no, accettare, no, una evoluzione, un cambiamento di quel tipo. L'abbiamo fatto, quello come tanti altri. Se pensiamo a Papa Francesco, che dice appunto che dobbiamo rispettare la dignità delle persone indipendentemente dal loro orientamento sessuale e accoglierli, no? Quindi anche la Chiesa sta evolvendo in maniera molto aperta rispetto ai diritti e alla dignità delle persone. Cioè l'importante è mettere al centro la persona e che la persona si comporti civilmente. Sono più intollerabili altri comportamenti che invece andrebbero sanzionati, no? Per me l'evasione fiscale è un comportamento che andrebbe, diciamo, combattuto ogni giorno e in tutta la città da tutti i cittadini, perché la reputo gravissima per le conseguenze che ha sui diritti e sulla cittadinanza.